Molti presidenti di regione hanno chiesto di poter posticipare l'apertura delle scuole. Il Veneto cosa farà? Noi confermiamo l'apertura il 14 come previsto, anche perché dietro ad ogni spostamento c'è l'ansia e l'organizzazione da parte delle famiglie che spesso si sono già programmate, quindi è giusto battersi fino in fondo perché il 14 si apre. Categorico il governatore Zaia. In Veneto nessun tentennamento sull'apertura dell'anno scolastico. Un'ipotesi avanzata ieri al governo da molte regioni, convinte che le strutture scolastiche, tra distanziamenti e forniture di banchi anticontagio, non saranno pronte per metà settembre. A campeggiare la frangia dei governatori propensi allo slittamento, il presidente della Campania Vincenzo De Luca, che sottolinea come si sia ancora molto indietro sui test al personale scolastico e si sia ancora in alto mare sulle decisioni riguardanti il trasporto pubblico e la percentuale di trasportati. Anche su questo aspetto la posizione del governatore Zaia è precisa. La mia proposta è sempre la stessa, vedrete che alla fine arriveremo in quella direzione. Se è vero che il governo ha fatto un accordo ai primi di aprile per la sicurezza nei posti di lavoro, quindi garantendo appunto la sicurezza sanitaria nei posti di lavoro, quindi garantendo che uno, due o più lavoratori possano lavorare fianco a fianco nel processo produttivo per 8 ore tenendo la mascherina. È pur vero che gli stessi lavoratori in autobus possono stare fianco a fianco con la mascherina. Oggi qualcuno vorrebbe dire di no. Io penso che la vera soluzione sia quella di utilizzare buon senso, di utilizzare la mascherina in mezzi di trasporto e garantire la capienza da omologazione. Un tema che vedrà un nuovo incontro ad inizio settimana tra Stato e Regioni, dove il Veneto sottolineerà come si debbano prendere delle decisioni definitive, ma soprattutto coerenti. Certo è che siamo ai tempi supplementari perché tra qualche giorno si apriranno le scuole. Dall'altro voglio anche ricordare che se non fosse così noi, o meglio sul mercato, non ci sono nuovi autobus, nuovi treni per andare a trasportare coloro che resteranno inevitabilmente a piedi.